Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Si è costituita la comunità del distretto della Sedia nell'ambito delle riforme previste dalla nuova giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, che ha dismesso le UTI, Unioni Territoriali Comunali, e riconvertite nelle comunità in attesa dell'avvio degli EDR, enti di decentramento regionale, che de facto ripercorreranno in parte il ruolo delle province cancellate dalla giunta Serracchiani. Tornando alla comunità del distretto della Sedia, questa è stata costituita dai due comuni storici del triangolo, Corno di Rosazzo e Manzano, assieme a Pavia di Udine. La terza gamba del nucleo storico, San Giovanni a Natisone, ha deciso di rimanere nella comunità del Friuli orientale con capofila Cividale del Friuli. Che funzionalità operativa avrà la nuova comunità? Daniele Boschioni, sindaco di Corno di Rosazzo. Il distretto della Sedia è stato quel settore, diciamo, che è quella zona che ha fatto crescere la regione Friuli Venezia Giulia, perché non dobbiamo dimenticare negli anni, anche in questo momento dà un buon contributo, però negli anni il distretto della Sedia era quello che dava più PIL a livello regionale assieme al distretto del mobile di Pordenone. Quindi la prima idea è questa, il primo obiettivo è questo. L'obiettivo qual è? Soprattutto quello di far ripartire il distretto della Sedia. Abbiamo deciso di cominciare con questa comunità della Sedia, con Manzano e Pavia di Udine, proprio per cercare di riportare funzionalità in questo territorio, cercare di aiutare gli imprenditori del territorio a ripartire. In che modo? Sappiamo benissimo che con il Recovery Plan, con i soldi che arriveranno anche dall'Europa a livello regionale, grazie anche all'assessore regionale Roberti della sua disponibilità, ma anche la disponibilità degli uffici regionali, per far sì che cominci questa comunità. Comincia con questo obiettivo, far ripartire il distretto della Sedia e cercare di portare innovazione soprattutto, ma dare la possibilità agli imprenditori in questo periodo di difficoltà, perché tutti siamo in difficoltà, cercare di dare una mano agli imprenditori per far ripartire questo distretto della Sedia. Certo. Senta, e ai maligni che vedono l'ennesimo carrozzone, lei cosa risponde? Ma assolutamente no, il carrozzone era per quello di prima, quello dell'Utti, fatto dalla legge della Serracchiani, dove il comune di Corno di Rosazzo e anche per via di Udine è sempre rimasto fuori. Oggi è fuori anche il comune di Manzano, non è un carrozzone perché non ci saranno spese in più, la regione è quello che trasferisce nell'eventualità, oltre che mettere a disposizione i propri uffici, nell'eventualità che ci sia un direttore generale al massimo 20.000 euro. Questo direttore generale quale sarà il suo compito? Quello proprio di verificare a livello europeo quali sono i contributi che possono arrivare sul nostro territorio. Certo. Credo che sia non l'ultima spiaggia, ma dobbiamo essere veloci a costituirla proprio per cercare di portare fondi al territorio del Manzanese. Chi si è tirato fuori? Fuori, diciamo che noi non abbiamo chiuso le porte, anzi sono stati contattati, si riferisce credo a San Giovanni a Natisone, è stato contattato già dalla venuta dell'UTI della nuova legge regionale. Comunque le porte sono aperte, abbiamo già parlato anche con l'amministrazione di San Giovanni, se vuole aderire a questa comunità io credo che oltre che sarebbe opportuno, comunque ripeto, le porte sono aperte a tutti. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e quei. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.